Ligorna e Cartusia si giocano le ultime chance di permanenza in promozione. Lo 0-1 ospite di settimana scorsa a Begato fa propendere il pronostico per i bianco-blu, che sono tuttavia costretti a schierare un inedito attacco con De Mattei, viste l'assenza di Rosati e Soracase. Ospiti in formazione tipo e sembra quasi una notizia. Prima emozione al quarto di gioco, per una mischia in area Ligorna, con prima Biedi e poi Marongio a concludere, in un'azione viziata però da fuorigioco. Ma passano 10 minuti e Brema viene steso in area. Rigore. Sul dischetto si presenta Albanese che spiazza Bellarosa, dopo essersi però fermato nella rincorsa. Agdigat reputa regolare il gol. Poi tra il 28esimo e il 29esimo il pari passa per 2 volte dai piedi di Pandiscia, che però sui servizi di Della Giovanna e di Campanella è impreciso sotto porta. Davvero da applausi in chiusura la giocata personale di Cagnetta che, braccato da 3 avversari, si libera e impegna severamente Bellarosa, abile a rifugiarsi in corner. E subito dopo il raddoppio sembra davvero cosa fatta. Cross di Marongiu e Brema è puntuale al colpo di testa, ma l'estremo di casa è ancora una volta decisivo. Primo tempo di chiara marca ospite. Il secondo tempo inizia, come normale che sia, con le squadre alla ricerca del gol salvezza, ma al contempo attente a non subire la beffa. E dopo 10 minuti di calma arriva il raddoppio ospite. Punizione di Brema, scaturisce un batti e ribatti in area risolto da Biedi per l'esplosione di gioia della comitiva ospite. A questo punto il Ligorna si getta alla ricerca del gol salvezza, ma alla mezz'ora arriva la definitiva capitolazione, o almeno così sembrerebbe. Contrasto sulla tre quarti ospite, con 3 giocatori che rimangono a terra. Fiorito parte palla al piede e dopo una cavalcata di 50 metri insacca lo 0-3 per le vibranti proteste dei giocatori di casa. Ma attenzione perché non è finita. Mancano 5 minuti alla fine quando Cilia batte una punizione dalla tre quarti defilato. La traiettoria e il sole ingannano Mauro e i giochi si riaprono all'improvviso. E infatti al quarto di recupero è Branca, dopo un batti e ribatti, a infilare di testa e a portare la squadra di Dolcino alla salvezza. Una partita che riconcilia col gioco del calcio e regala al Ligorna la permanenza in promozione. Al Cartusia gli auguri di un pronto ritorno in categoria.